Buongiorno e grazie per avermi voluto qui. Il Tribunale Speciale Fascista, che è quello di cui devo parlare, e penso che sia, insomma, i tratti salienti di questa sgraziata istituzione mussoliniana che rappresenta davvero il peggio del peggio, un po' il simbolo proprio della giustizia ingiusta, più o meno sono noti. Il Tribunale Speciale nasce alla fine del 1926 per ufficialmente, vuol dire, la scusa ufficiale è l'ennesimo giro di vite voluto da Mussolini dopo la serie degli attentati, ma di fatto era una necessità a cui si induce lavorasse già da tempo. I 4 attentati che poi sono i principali, ossia vale a dire l'attentato dell'ex deputato socialista Tito Zaniboni a Roma all'Hotel Dragoni, l'attentato Lucetti, l'attentato di Violet Gibson e ultimo, il più diciamo emblematico, che è l'attentato Zamboni a Bologna, diedero la scusa, l'ottima scusa per l'ennesimo appunto colpo, e così le leggi fascistissime che decretarono tutta una serie di ulteriori giri di vite crearono questa istituzione. Gli antifascisti io cerco di essere, vuol dire, sono un giornalista soprattutto, e quindi cerco di essere, vuol dire, diretto e irrituale, se no rischio di annoiarvi. Gli antifascisti sintetizzavano, vuol dire, la natura del Tribunale Speciale così, prendendola a ridere, anche se di fatto non ci fosse nulla da ridere. Dice: il Tribunale è speciale perché non è un tribunale. Era un randello nelle mani di Mussolini per punire chi avesse ancora in corpo un briciolo di antifascismo e provasse in qualche modo a opporsi a quelle che fossero comunque i diktat. Non è un caso che inizialmente, anche se finirono nel Tribunale Speciale anche una serie di reati cosiddetti comuni, l'attenzione principale fu portata verso la repressione degli anarchici, dei comunisti, dei socialisti, di coloro che appunto fossero comunque politicamente attrezzati per opporsi. E in mezzo ai processi esemplari finirono anche tanti altri casi che poi hanno fatto sorridere. Il primo caso, che insomma il Tribunale Speciale viene inaugurato il 1° febbraio del 1927 nella sezione penale del Tribunale di Roma, poi si trasferirà nel palazzaccio, nella famigerata Aula 4 del Lungotevere, che è precisamente nella stanza che oggi ospita l'ordine degli avvocati romani. E perché? Perché un muratore, tale Cataldo Doria, sentendo appunto del fallito attentato Lucetti, si fosse lasciato sfuggire un improperio, no? Contro Lucetti, che non l'avesse centrato, non avesse raggiunto l'obiettivo, no? E diventerà famigerato questo sberleffo al Puzzone per aver detto appunto Puzzone a Mussolini, e viene soppresso nel luglio 1943. L'ultimo periodo è ovviamente, per la presenza della Seconda Guerra Mondiale, è soprattutto caratterizzato da tutta una serie di condanne di soldati considerati delatori, e i 3 presidenti che caratterizzarono il Tribunale Speciale furono il generale Carlo Sanna, primo presidente, Guido Cristini, il
secondo presidente e dal 1928 al 1932, e Antonino Tringali Casanova, o Casanuova come viene riportato in alcuni documenti, che sarà il più longevo ma anche quello meno caratterizzante. Emblematica fu la fine che fece, morto di infarto mentre cercava di ricostruire il Tribunale Speciale della RSI. Cristini è considerato l'emblema del Tribunale di Mussolini. Io ho lavorato soprattutto sulla sua figura. Questo è il libro pubblicato da Mursia. Io vengo da Pescara, quindi dall'Abruzzo. Cristini era di Guardiagrele, 50 km da Pescara, provincia di Chieti. Normalmente mi occupo di fatti che abbiano una radice abruzzese e una portata nazionale, non soltanto quindi di fascismo. Cristini era un vulnus, un personaggio così che sembrava non fosse mai esistito. Non a caso, mentre insieme all'editore appunto mettevamo appunto quella che era la premessa per questo libro, ci è uscito a dire: se questo fosse un paese serio avreste già sentito parlare di Guido Cristini. Invece, tra colpe nate orfane e peccati di memoria, nessuno ne ha mai sentito parlare. Cristini riuscì mirabilmente a scomparire e a non lasciar traccia, e soprattutto a non scontare alcuna pena. I numeri fanno rabbrividire. Durante la sua presidenza parliamo di 8.000 e passa anni di carcere, 9 condanne a morte tutte eseguite, una crudeltà che a volte impressionava persino Mussolini. Ma non è soltanto questo il punto, perché la possibilità di aver lavorato per anni su questo personaggio, sulla storia del Tribunale Speciale, servono per capire un po' una serie di altre cose. Questa, ad esempio, è la lettera che il colonnello Filippo Cappellano, che nel 2018 era il comandante dell'ufficio storico dell'esercito, mi mandava dopo una lunga chiacchierata, perché io chiedevo: possiamo fare una presentazione di questo libro insieme all'ufficio storico dell'esercito? Tutte quante le sentenze del Tribunale Speciale sono state editate dall'ufficio storico dell'esercito. Sono una serie di libroni che sono un materiale imprescindibile per poter lavorare, oltre a poi tutto il resto, in una ricerca storica. E dopo, insomma, questa chiacchierata durata un'ora, in cui fondamentalmente mi veniva detto: per favore lasciamo perdere, perché se si fa una presentazione del libro che parla del Tribunale Speciale insieme all'ufficio storico dell'esercito, io finisco a lucidare i fucili. La lettera dice più o meno le stesse cose e dice: sì, l'ufficio storico è stato costretto a editare i volumi delle sentenze perché la procura militare non aveva un proprio, un proprio canale, ma di fatto prendiamo le distanze perché il Tribunale Speciale non c'entrava niente con l'esercito. Sì, no, buh. Ora, il Tribunale Speciale era un tribunale militare che applicava un codice penale militare a civili in tempo di pace, composto da personale che dovesse provenire di fatto dai ranghi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. Poi, in sostanza, questa norma non fu applicata se non inizialmente per il generale Sanna, che era il grande capo della brigata Sassari. Durò sì e no 6 mesi
dei quali tra l'altro tra malattie vere e presunte riuscì, come dire, a defilarsi il più possibile. Il primo motivo per cui riuscì a defilarsi fu un fatto puramente personale che fa sorridere, però raccontare queste cose servono per rendere un po' l'idea di che clima si respirasse in quegli anni. Sanna si era trovato davanti il caso appunto di Tito Zaniboni e del generale Capello. Il generale Capello era stato il suo superiore durante la Grande Guerra, quindi era assolutamente, come dire, fuori luogo trovarsi da presidente del Tribunale Speciale a dover condannare quasi certamente il generale Capello, anche perché dentro c'era tutta un'implicazione massonica, cose di cui insomma non ci si volesse sporcare le mani. Quindi da subito lasciò perdere e Cristini si trovò, come dire, il campo libero di poter essere vicepresidente, ma di fatto fare fin da subito il presidente. Cristini si era trovato tra l'altro ad essere giudice del Tribunale Speciale anche nel processo Gramsci, già c'era, poi vicepresidente, poi presidente, proprio grazie al generale Sanna, perché Cristini era sì, un cinico carrierista, come lo ha definito Mimmo Franzinelli, un personaggio spietato, ma era anche figlio del suo tempo, uno di quelli che venisse dalla miseria più nera, classe 1895, Guardiagrele è un punto nel nulla arroccato sotto la Maiella, dove per vivere, insomma, era veramente difficile, nonostante Cristini fosse il figlio di un farmacista, che insomma, tutto sommato, no? Ma la situazione era quella che fosse. La sorellina di Cristini era in un inverno particolarmente rigido, morta di freddo, perché non avevano, come dire, possibilità neanche di scaldare la casa, e il fascismo era l'unico treno possibile per andare a Roma. Cristini era stato un eroe di guerra, decorato con 2 medaglie d'argento al valor militare, durante un'azione sul Carso, di fatto in una imboscata era stato l'unico a rimettersi l'elmetto e a buttarsi tra le bombe austriache per andare a riprendere un suo soldato. Lui era ufficiale era tenente dei bersaglieri, a riprendere questo soldato, e fu maciullato dai colpi. Il soldato ovviamente morì, Cristini fu dato per morto e ritrovato 2 giorni dopo tra i cadaveri. Era ancora vivo, passò un anno in giro tra ospedali militari, tant'è vero che ai Guardiagreli gli fecero anche il funerale, e questo episodio impressionò il generale Sanna, che era in trincea lì insieme a lui, e quando si ritrovarono nel 1924 alla Camera, Cristini era riuscito ad entrare come parlamentare grazie ad Giacomo Acerbo, fautore della famigerata legge Acerbo nel 1924, appunto. Giacomo Acerbo era un altro abruzzese, di Loreto Prutino, il trittico degli abruzzesi illustri o famigerati nel fascismo erano Raffaele Paolucci, l'affondatore della Viribus Unitis, l'eroe di guerra di Pola della notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre 1918, il medico del Papa, poi fondatore dei Sempre Pronti, delle Guardie Azzurre, uno degli uomini, come dire, di vetrina del fascismo, del nazionalismo e del fascismo più di matrice maggiormente monarchica. Giacomo Acerbo era il braccio giuridico, diciamo, di Mussolini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel 1923, organizzatore di fatto della marcia su Roma, e colui che materialmente accompagnò sotto braccio Mussolini da re Vittorio Emanuele III a chiedere la possibilità di organizzare il governo.
E Sanna, quando si ritrovò appunto alla Camera con Cristini, perorò la causa appunto di Cristini di far parte del Tribunale Speciale, del costituendo Tribunale Speciale con Mussolini, perché appunto non poté fare a meno di ricordarsi questo atto di estremo coraggio, di estremo eroismo e di estrema incoscienza fatta da Cristini, e Mussolini andava alla ricerca proprio di uomini che fossero così impavidi, che fossero pronti a tutto e soprattutto fossero fedelissimi. La milizia offriva ovviamente maggiori garanzie rispetto all'esercito, tant'è vero che lo stesso generale Sanna verrà accusato di essere stato troppo ligio all'applicazione del diritto, no? E invece Cristini era quello che più si prestasse. Non ci dimentichiamo che tra Palazzo Venezia e il Palazzaccio, quindi la Camera del Consiglio del Tribunale Speciale, ci fosse una linea riservata telefonica, e la vera Camera di Consiglio così era composta. Cristini alzava il telefono, chiamava Mussolini e diceva: che devo fare di questo? Che gli facciamo? Quanti anni gli diamo? Le sentenze ovviamente erano precostituite, erano inappellabili, l'unica forma di tutela era la revisione, che non venne mai applicata. Gli avvocati difensori erano delle pure comparse, non a caso uno di questi, che appunto era Cesare D'Angelo Antonio, un giorno in una delle sue arringhe così si alzò in piedi e disse: Presidente, ma perché ogni volta che bisogna condannare a morte qualcuno chiamate me per difenderlo? Io mica faccio il rappresentante della ditta Raveggi, che era la più importante ditta di pompe funebri di Roma. E questo dava il senso. Sandro Pertini, che è stato un altro dei passati sotto le grinfie di Cristini, nelle sue memorie raccontava del dialogo fatto con il secondino che lo accompagnasse e con il suo avvocato, e diceva: guarda, domani ci sarà il processo, tanto tu potrai parlare, no? Ok? Perché Cristini ha deciso che parlerai mezz'ora, non di più, per dare una parvenza di legalità, ma tanto, vuol dire, non servirà a niente. Okay? Ha deciso che io non verrò condannato a morte perché sono troppo scomodo, però chissà che fine farò, entrerò in carcere e non uscirò più, e poi di fatto quello che è successo. Torniamo indietro, quindi l'esercito anche è, vuol dire, sì, questo tribunale speciale è esistito, però qualcosa che se ce lo dimenticassimo sarebbe molto meglio, no? Okay? E questo problema si è avuto non solo qui, ma si è avuto in tante altre situazioni. Si è avuto con l'Ampi di Bologna per via del processo Zamboni, e sì, però parlarne è scomodo, troppo scomodo. Si è avuto a Guardia Grele, è stata emblematica questa cosa, per riuscire a poter parlare di Cristini e poter parlare del Tribunale Speciale, si è creato un siparietto, come dire, assurdo, cioè c'è stato il centenario della traslazione della salma di Andrea Bafile, eroe di guerra, fante della Marina, uno dei fondatori del battaglione San Marco, oggi Brigata Marina, morto sul Piave mentre cercava di salvare anche lui, come dire, i suoi uomini, sepolto nel cimitero militare della Marina di Cava Zuccherina allora, Jesolo, esatto, poi traslato nel 1923 sotto la Maiella a Boccadivalle, 5 km da Guardia Grele, in un buco nella roccia fatto scavare da Cristini su mandato di Raffaele Paolucci. Perché? Perché Raffaele Paolucci era stato colui che, in virtù della sua fama raggiunta come appunto fondatore della Viribus Unitis insieme a
Raffaele Rossetti era stato scelto come accompagnatore di Maria Bergamas dalla cattedrale di Aquileia all'altare della patria durante la cerimonia del Milite Ignoto. Massimo onore, massima rappresentazione del nazionalismo, quindi delle madri che non avessero avuto i figli, i corpi dei figli appunto caduti per la patria. E Paolucci aveva deciso di riprodurre una situazione del genere anche in Abruzzo, quindi questo momento di elevato riconoscimento appunto ai figli d'Abruzzo morti combattendo per la patria. Quindi sotto la Maiella nel 1920 fu fatta questa iscrizione simbolica e nel 1923 questo buco, e quindi serviva un eroe di guerra che potesse essere un trade union tra il mare, i monti. Bafile era nato all'Aquila, quindi in montagna, però era un marinaio, era morto attraversando un fiume. C'era tutto un rituale al termine della Grande Guerra. Fiorirono ovunque monumenti e cippi commemorativi, tutto ciò che potesse alimentare la memoria del sacrificio. E Cristini sfruttò questa occasione per conoscere Mussolini e per iniziare la sua carriera. Davanti al sacrario di Andrea Bafile, durante il centenario, l'allora vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, abruzzese, fu costretto a prendermi sotto braccio, avvicinarsi al sindaco dopo un anno quasi di tentennamenti, trattative, no, non si può fare la presentazione, e dire: che dobbiamo